Buongiorno a tutti, sono il professor Piero Nicolai, sono professore di otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Padova e dirigo l'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'azienda Ospedale Università di Padova. Oggi vi parlerò di tumori della testa e del collo. I tumori della testa e del collo costituiscono un capitolo abbastanza variegato della patologia oncologica e nell'ambito del nostro distretto i tumori sicuramente più frequenti sono i tumori del cavo orale e i tumori della laringe. Come dicevo prima, i tumori sono estremamente variegati nella testa e del collo, quindi è anche lecito aspettarsi che sintomi e segni clinici siano estremamente variegati. Però, se vogliamo attenerci alle presentazioni più frequenti, i seguenti segni e sintomi sono sicuramente quelli che devono far alzare le antenne ai pazienti e ai medici di base e agli odontoiatri. La presenza di una tumefazione a livello cervicale, a livello del collo, la presenza di disfonia, cioè alterazioni della voce, la presenza di sintomi a carico del cavo orale, come bruciori a carico del cavo orale o alterazioni della deglutizione, così come bisogna tenere presente anche la presenza di una tumefazione a livello della ghiandola parotide o della sottomandibolare e un'ostruzione nasale unilaterale. Le tecniche chirurgiche si sono modificate notevolmente, nel senso che si è andato sempre di più verso una mini-invasività, cioè verso un concetto nel quale si tenesse molto in considerazione non solo la radicalità del trattamento oncologico, ma anche la qualità della vita del paziente. Quindi si è cercato di limitare sempre di più il ricorso a approcci per via esterna che lasciassero delle cicatrici anche invalidanti sul paziente, e si è privilegiata la chirurgia attraverso le aperture fisiologiche, cioè attraverso il cavo orale o attraverso le cavità nasali, utilizzando tecnologie tipo il laser, l'endoscopia e più recentemente la chirurgia robotica. Come dicevo prima, ci sono tumori e tumori della testa e del collo, ci sono in generale tutti i tumori della testa e del collo vengono considerati tumori rari, ma ci sono anche tumori più rari all'interno della rarità, scusate il bisticcio, come i tumori dei seni paranasali. Allora, quello che si può dire è che a Padova affrontiamo tutta la patologia oncologica della testa e del collo, dalla laringe al cavo orale, all'orofaringe, con tutte le problematiche legate in questa sede ai tumori che sono correlati al virus del papilloma, ai seni paranasali, alle ghiandole salivari e alla base cranica anteriore o laterale, e sono tutti contesti nei quali è fondamentale la collaborazione con le altre discipline, e Padova in questo offre un ampio spettro di professionalità in tutti gli ambiti correlati a quelli di nostro interesse, che ci aiutano moltissimo appunto nell'offrire al paziente un approccio a 360 gradi.